Attività casalinga per eccellenza, in Sardegna la panificazione, oltre a soddisfare il primario bisogno di alimentarsi, ha ampliato i propri contenuti arricchendo il semplice impasto quotidiano con le farine del simbolico, del significo, del magico e del rituale, fino ad approdare ai filoni dello scaramantico e dell'aurale. La preparazione del pane, con le sue profonde e forti valenze sacrali, avviene sovente con la recita di particolari preghiere e formule di benedizione popolare. Le panificatrici di Tertenia, Anna Quai e Giovanna Quai, recitano su Babbo Nostro, il Padre Nostro in lingua sarda. Babbo nostro, che sei in cielo, santificato sia su nomine tu, venga da noi su regno tu, fatta sia sa volontà di tua, come in te su cielo e ci sta terra. Su vari nostri ogni addì, dona-nos i tuoi e perdona-nos i peccati nostri, commenti nos altros, perdona-nos i debitori nostri, non lessi dorru in tentazione, ma libera-nos a male. Amen in Gesù. Questa è Suania Ganna, che si portava il suo matrimonio a fianco degli sposi e poi si lasciava in Cresia e si doveva donare solo due di questo cicirillioso, poi dall'ogare questo primo più che nasceva, poi si donai quando via d'Ardentesi. È composto di savippia, sarreula e susiddu. Savippia? E i cicirillioso, 7 o 9 sono. A Tertenia, nel cuore dell'Ogliastra, la fantasia delle pintadorisi, le artigiane del pane, esplode secondo canoni tramandati di madre in figlia nella realizzazione delle diverse forme di supani de Goggia, il pane degli sposi, di cui la principale e più frequente è quella a corona. Non mancano pani che riproducono animali, fiori, uccelli e frutti. Molti hanno forma di colomba, cavallo o serpente, e tutti sono ornati di fregi e abbellimenti. Tra le composizioni più antiche presenti a Tertenia, su pani de Ganna, il pane di canna, composto da particolari figurazioni attaccate su canne verdi, portate in chiesa da un alfiere che affianca lo sposo durante il corteo nuziale. Su pani sarà benedetto e riportato dopo la cerimonia nuziale a casa come augurio di prosperità, di abbondanza e di fertilità. In basso, vicino all'impugnatura della canna, viene messa Sapipia, la bambina per antonomasia, che parrebbe riprodurre il simbolo stesso di Astarte, la regina dei cieli, venerata dagli antichi popoli mediterranei e della mezzaluna fertile come dea della fertilità, dell'amore e della guerra. Al centro delle canne è fissata Sareula, la regola, secondo la più immediata e facile lettura. A forma di croce greca, con in mezzo, a metà dei bracci, un cerchio. Nell'antica lingua accadica, Rehum significherebbe inseminare la terra una donna, avere un rapporto sessuale come un dio che usa il proprio membro come aratro seminatore nella terra che attende i frutti. In alto, in cima alle canne verdi, è messo Susiddu, moneta nella parlata antica di Biddi. Susiddu è anche l'anello del vescovo, eppure anche l'anello di foglie di palma messo sul ramo intrecciato, portato in chiesa per essere benedetto la domenica prima di Pasqua. Nel linguaggio comune, Siddu e Siddau significano tesoro, cosa che vale. Sid sarebbe uno dei tanti attestati semitici del dio Baal nel culto dei luoghi elevati, identificabile in Sardegna con il Sardus Pater, dio indigeno, eponimo, fondatore, carattere che più di ogni altra considerazione spiegherebbe la sua identificazione con Sid, il dio di Sidone, dio eponimo, antenato dei Fenici, sotto la cui guida essi avrebbero percorso le rotte marittime del Mediterraneo e fondato i propri empori.